Buonasera da Sicilia 24, questi i titoli. Ponte sullo Stretto, a Messina centinaia di famiglie sul piede di guerra contro gli espropri previsti per realizzare l'opera. Siccità, terreni inariditi dopo un inverno senza pioggia, agricoltori e allevatori si sentono abbandonati. Il presidente Schifani chiede lo stato di emergenza. Soccorsi in mare sempre più difficili, una motovedetta libica spara contro la nave Mare Ionio mentre si salvavano i naufraghi. Intanto un barchino affonda al largo di Lampedusa e muore annegata una 18enne gambiana. Perseguitava la ex fidanzatina, aveva postato anche una sua foto nuda, arrestato 16enne di Caltanissetta. Bilancio delle feste, turisti a Catania soddisfatti a metà, Castellorsino preso d'assalto ma troppi monumenti chiusi. Calcio, Catania pronto a rituffarsi in campionato, domenica a Francavilla la sfida chiave per evitare i play-out. A Palermo comincia l'era Mignani, l'ex tecnico del Bari oggi ha diretto il primo allenamento. Bentrovati, a Messina si alza il livello della mobilitazione dopo la pubblicazione degli avvisi per gli espropri. Oggi al Comune c'è stata un'assemblea dei residenti non solo di Torrefaro ma anche di altre zone della città interessate. Francesco Triolo. Sto vivendo un momento di incazzatoria terribile, non è dramma il mio. La casa non me la potranno togliere perché non faranno nulla, io sono convinta che non faranno nulla. Perché è tutto sbagliato, tutto quello che hanno fatto, progetto, tutto, stiamo facendo tutte le controdeduzioni, insomma se la dovranno vedere con noi. La casa della signora Mariolini è a Torrefaro, proprio sullo Stretto, una di quelle che vedete in queste immagini. Stamattina era presente anche lei al Comune di Messina per un'assemblea degli espropriandi indetta dal Comitato Invece del Ponte. Espropriare in questa maniera, in maniera selvaggia, una zona come Torrefaro, dove dovrebbero andare via centinaia di famiglie, è veramente pazzesco. Io personalmente, se la mia casa dovessi darla ad una cosa veramente utile, un ospedale, un ricovero per anziani, un ricovero per bambini disabili, gliela darei molto volentieri, perché non si tocca lo stretto non si deve toccare. Di trovare quella strategia giusta per fermare questo delirio pontista, perché noi, non noi sole le gli espropriandi, quasi l'intera collettività lo vede come un delirio. Sale la mobilitazione soprattutto perché molti hanno compreso come ad essere interessate non ci sono solo le case di Torrefaro ma intere zone, anche in pieno centro città e nella zona sud, tanto che si preparano già i ricorsi. Certamente ci sono profili di violazioni di legge evidenti, ma ci sono altrettanto evidenti violazioni di norme costituzionali e della normativa europea per un decreto legge che ha risuscitato un progetto ormai morto e archiviato, che lo ha fatto tornare in vita senza fare gara, ma moltiplicando i costi al di là delle norme europee. La siccità diventa sempre più preoccupante. Dopo un inverno quasi senza piogge, agricoltori e allevatori sono in ginocchio. Schifani chiede lo stato di emergenza nazionale, ma per il comparto non basta e tutti si dicono pronti a nuove proteste. Siamo stati nel Siracusano. Francesco Aloi. Non servono parole, bastano queste immagini. Una dello scorso anno, l'altra di adesso. La differenza è lampante. Oggi di verde non c'è nulla. In Sicilia la siccità diventa sempre più un problema. Per toccare con mano questa emergenza siamo andati in un'azienda agricola del Siracusano. Anche qui a Palazzolo a Creide è piovuto davvero poco. Questo campo doveva essere per il foraggio, invece è così. Ha più di 2 mesi che non piove e questi sono i risultati. Questo era un campo di foraggio per gli animali che da 500-600 euro di spesa non può durare zero. La situazione si fa sempre più critica. La mancanza di acqua sta mettendo a dura prova tutto il comparto. Dagli allevamenti da carne a quelli da latte non ci sarà produzione. Dobbiamo sempre importare tutto dall'estero con costi elevatissimi. Che la situazione sia drammatica lo dice anche Schifani. Proprio poche ore fa il presidente della regione ha chiesto lo stato di emergenza nazionale, ma secondo chi lavora nei campi la politica dovrebbe fare molto di più. Ci daranno delle sovvenzioni fra 2 anni, oggi ci servono perché siamo in crisi totale. Ci sono aziende che stanno chiudendo, che stanno mandando gli animali a macello perché non possono più sostenere le spese. Farete altre proteste?
Sì, continueremo a fare proteste perché qualcuno, o la regione o lo Stato o la comunità ci deve aiutare perché siamo in crisi e in perdita totale. E così, tra razionamenti d'acqua nel palermitano, dissalatori e inviti a moderarne i consumi, si pensa già a cosa potrebbe accadere in estate. Intanto siamo ancora in primavera e la siccità impera. Da un'emergenza all'altra, SOS Incendi in Sicilia con i Vigili del Fuoco che sollecitano interventi e l'istituzione in tempi utili delle squadre boschive. Il coordinatore del sindacato USB Barbagallo dice manca la prevenzione. Tonino De Mano. È già emergenza incendi e siamo soltanto all'inizio di aprile. In una Sicilia arsa alle prese con la siccità e la crisi idrica, un'altra emergenza è alle porte per un problema irrisolto che si ripete ogni estate. E alla vigilia dell'estate, come sempre, si leva alto il grido d'allarme dei Vigili del Fuoco alle prese con croniche carenze di organico e con problemi strutturali e di mezzi in tutti i distaccamenti siciliani. Non le manda a dire Carmelo Barbagallo, coordinatore regionale USB Vigili del Fuoco. Noi come Vigili del Fuoco e come organizzazione sindacale non possiamo ammettere che i Vigili del Fuoco arrivino allo stremo e poi si intervenga, ricordando che l'esclusiva del soccorso tecnico urgente è solamente dei Vigili del Fuoco. I Vigili del Fuoco fanno soccorso tecnico urgente, rischiano quotidianamente per gli interventi e per la grande mole di lavoro che c'è nel territorio. Barbagallo sollecita l'attivazione delle squadre boschive e naturalmente in tempi utili. Noi come Vigili del Fuoco non possiamo aspettare e accettare che prima accada l'evento, così come ogni anno dove c'è la distruzione totale nel territorio per la mancanza di prevenzione e messa in sicurezza, e poi si aggiungono squadre ulteriori nel territorio. Primo caldo e primi interventi sull'Etna con incendi di macchia mediterranea nella zona di Pedara, frazione di Tarteria, e a Zafferana, dove è stato necessario l'impiego di un Canadair. I carabinieri hanno diffuso il video in cui un uomo di origine albanese accoltella il suo vicino di casa, Carini, vicino a Palermo. Almeno una ventina le coltellate inferte durante la rissa avvenuta vicino a un centro scommesse. La vittima è adesso ricoverata in gravi condizioni. L'aggressore è stato fermato poche ore dopo, accusato di tentato omicidio. Soccorsi in mare sempre più difficili. La Mare Jonio è stata avvicinata alla Guardia Costiera libica che ha sparato vicino alla nave creando il panico tra i migranti, con alcuni che sono caduti anche in mare. In un naufragio al largo di Lampedusa è morta una giovane del Gambia e intanto a Lampedusa è raffica di sbarchi. Giusy Lazzara. Era salpata ieri dal porto di Siracusa la Mare Jonio, la nave dell'ONG Mediterranea Saving Humans, unica della flotta civile a battere bandiera italiana per l'ennesima spedizione di soccorso in mare. Vicino alla nave, mentre stavano agganciando l'imbarcazione alla deriva stracolma di migranti, la Guardia Costiera libica ha cominciato a sparare in acqua e in aria. Sempre più difficile salvare vite in mare, 400 morti accertati e tanti naufragi fantasma dall'inizio dell'anno. Intanto un'altra morte, questa volta una giovane del Gambia non ce l'ha fatta. Viaggiava con 45 migranti salvati al largo di Lampedusa da una motovedetta della Guardia di Finanza. A identificare il cadavere sono state le cugine di 19 e 18 anni con le quali viaggiava, ancora sotto shock. E nelle ultime ore sbarchi non stop a Lampedusa, dove dopo il soccorso di 6 imbarcazioni sono arrivati 230 migranti. Sugli ultimi natanti soccorsi dalla motovedetta della Guardia Costiera c'erano aivoriani, malesi, senegalesi e gambiani. Tutti, a loro dire, sono salpati da Sfax in Tunisia, pagando da 1.000 a 3.500 dinari tunisini. Iniziati intanto i trasferimenti a Porto Empedocle per svuotare l'hotspot dell'isola. Avevano trasformato un appartamento in un bunker blindato nel quartiere San Cristoforo a Catania. I carabinieri del nucleo investigativo hanno arrestato un 23enne e 2 fratelli minorenni. I militari hanno approfittato dell'ingresso di un cliente per fare irruzione nel centro dispaccio protetto da un portone e da una porta blindata. Su una parete era stato installato un grande monitor su cui passavano real time le immagini di 9 videocamere che avrebbero consentito ai pubblici
Pusher di monitorare tutto il perimetro della palazzina, credendo così di poter prevenire eventuali controlli delle forze dell'ordine. Ancora a ridosso della grande TV erano stati posizionati 2 pulsanti che permettevano il primo l'apertura del portone d'ingresso e il secondo l'apertura della porta blindata. Messaggi continui, gelosia soffocante, minaccia alla ex fidanzata fino a postare sui social per vendetta una sua foto intima. Arrestato a Caltanissetta un ragazzino di 16 anni che non accettava la fine del rapporto con una sua coetanea. Roberta Lunghi. Mi lasci e allora la vendetta è servita. Un crescendo di persecuzioni culminato con la pubblicazione su Instagram di una foto intima della sua ex ragazza. È stato arrestato dai carabinieri a Caltanissetta un 16enne, per lui accuse pesanti, minaccia, atti persecutori e diffusione di immagini sessualmente esplicite. E proprio l'ultimo atto compiuto dal ragazzo incapace di accettare la fine di una storia tra adolescenti ha portato la giovane a rivolgersi ai carabinieri. Quel giorno il suo ex fidanzato le aveva mandato 125 messaggi e durante il tempo trascorso in caserma la ragazza aveva ricevuto anche 8 telefonate. Un segno inequivocabile di un comportamento da non accettare ma da denunciare, come la gelosia crescente fino a diventare soffocante, i messaggi intimidatori, ti sotterro e ancora, per me sei morta, sei una falsa che non si ama più e che illude, ma tranquilla, ora ci penso io. Lui ci ha pensato postando quella foto, ma lo hanno fatto anche i carabinieri, con l'arresto e il sequestro del cellulare, disposto per lui l'obbligo di rimanere in casa dalle 20 alle 7, oltre al divieto di avvicinarsi alla vittima o di contattarla. Calato il sipario sulle festività pasquali, a Catania è tempo di bilanci, i turisti soddisfatti ma a metà. Bene è andato il Castello Orsino con 800 ingressi nei giorni di festa, ma c'è un po' di rammarico per la prolungata chiusura dell'anfiteatro romano e per altri musei che sono rimasti chiusi. Tonino De Mano. Calato il sipario sulle festività pasquali, con i turisti che hanno ormai raggiunto le rispettive sedi di origine, a Catania è tempo di bilanci con la consapevolezza che si poteva fare di più. L'invasione c'è stata e a parte chi ha scelto il mare, complice il meteo favorevole, la montagna, altri, specie per chi ha optato per arte e cultura, non possono ritenersi soddisfatti al 100%. E se il Castello Orsino ha fatto la parte del leone facendo registrare 800 ingressi tra Pasqua e Pasquetta, le terme achilliane si sono fermate a 300 paganti, le note dolenti arrivano dai musei chiusi alle ciminiere, con Teatro Greco e Casa Verga che continuano ad essere poco conosciuti e quindi poco visitati. E in una città che vive di turismo fa certamente male questo lucchetto che da anni sbarra la porta dell'anfiteatro romano off limits per interminabili lavori di restauro. Ci troviamo soltanto ancora a metà del fiume, a metà del guado. Per quale motivo? Perché a parte alcuni siti importanti, Castello Orsino per tutti, una buona parte degli altri sono rimasti chiusi. Mi riferisco al Museo Berlignano, a Casa Verga, mi riferisco ancora alle ciminiere. Bene, se noi come città volessimo seriamente sviluppare questo turismo culturale non possiamo non tenere aperti costantemente questi siti, tutti, perché senza di questi ci dovremmo accontentare, per quanto buono, gustoso, soltanto del turista che acquista l'arancino. Invaso a Pasquetta il boschetto della Playa, dove molti hanno lamentato la totale assenza dei servizi igienici. E il 25 aprile non è poi così lontano. La speranza è che la storia non si ripeta. E guardando le rovine romane corre alla mente un detto: sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Controlli a tappeto a Catania dalla Polizia Municipale sulle attività commerciali e sugli ambulanti. Tra i controlli svolti è stata data particolare attenzione anche alla verifica del rispetto delle regole riguardo la musica dei locali oltre la mezzanotte, musica che può disturbare il sonno dei residenti. Il totale dei verbali amministrativi elevati è stato di circa 70.000 euro. E adesso una breve pausa, continueremo con altre notizie e servizi fra pochissimo. La pedonalizzazione di piazza San Francesco a Catania, avviata da qualche giorno dall'amministrazione Trentino, piace poco ai residenti che trovano difficoltà soprattutto nei parcheggi. Soddisfatta invece Legambiente, che però chiede più controlli. Luca Ciliberti. Che cosa è successo? No, sono andata a dire che questa bellezza i catanesi se la devono meritare e devono preservarla.
La pedonalizzazione di Piazza San Francesco a Catania, avviata da qualche giorno dall'amministrazione Trantino, piace poco ai residenti o chi si trova lì per lavoro. Trovano soprattutto difficoltà nei parcheggi, soddisfatta invece Legambiente, che però chiede più controlli. Guardate com'è chiusa, con questa macchina veramente, questo signore che ha messo la macchina qua è uno che odia è un ladro di bellezza. 5 minuti, no? Perché qua non si può parcheggiare. Non si può parcheggiare, sono soltanto 2 minuti, ho scaricato la merce. Ma neanche quello si può fare. Neanche quello? E come la scarico la merce al locale? Mi dovrebbero fare un carico e scarico merci, il comune, qualcosa del genere. Non si può parcheggiare qui. Lo so, ma come devo andare a lavorare? Io non lo so, però hanno chiuso, è chiuso al traffico. Lo so, avete ragione, adesso ci operiamo per toglierle tutte le macchine. Non ci sono posti. L'ha fatto, ha cambiato, sì, ha fatto la piazza pedonale, però noi che abbiamo disabili a casa subito non abbiamo né posti né niente. Che è successo? Non si può stare qui, non si può parcheggiare. Lo so. E allora? Ora sto provvedendo. Sta spostando? Grazie. Scusi, non si può parcheggiare qui, è chiuso al traffico. Dove la devo parcheggiare? Qui? Qui no. e quindi io che lavoro da questa parte, come ci dovrei arrivare? Però qui avanti ci sono le strisce blu. Le strisce blu, esatto, da non confondere gli stalli e i parcheggi con le strisce blu. La formula chimica, quasi quasi mi verrebbe da dire, della mobilità sostenibile è disincentivare l'uso del mezzo privato e incentivare l'uso del mezzo pubblico, ma insieme, perché se si fa prima l'uno e poi l'altro non funziona. Da oggi Ragusa è ancor più una città universitaria, si aggiungono 2 nuovi corsi di laurea dell'Ateneo di Catania, Scienze Motorie e Gestione dei Sistemi Produttivi Agrari. Veronica Barbarino. Dal prossimo anno accademico Ragusa avrà 2 nuovi corsi di laurea nella struttura didattica speciale dell'Università di Catania. Si tratta dei corsi di laurea triennali in scienze motorie con 180 posti e di gestione dei sistemi produttivi agrari mediterranei, quest'ultimo ad accesso libero. Si sommano a quello di management, un corso di economia, e ai corsi storici di lingue, quello triennale e quello magistrale. Quindi 5 corsi di laurea in questo territorio per tutti i giovani e le giovani. Sport, sostenibilità, Mediterraneo e mediazione sono le parole chiave di un'offerta che guarda alle necessità occupazionali di oggi. 2 nuovi corsi laurea a Ragusa non scelti a caso, sono corsi laurea che si abbinano perfettamente con le caratteristiche della nostra comunità, le caratteristiche del nostro territorio. Cerchiamo in questo modo di contrastare il fenomeno sempre più dilagante della migrazione dei giovani. Perdere giovani significa perdere risorse, perdere vivacità, perdere vitalità. L'obiettivo è esattamente quello di dare ai nostri ragazzi l'opzione di poter continuare il percorso formativo a Ragusa. Si spera che i 2 nuovi corsi di laurea per Ragusa non siano un punto di arrivo, ma una base su cui continuare a costruire il futuro. Breve pausa e poi il calcio con le sfide che attendono il Catania e le novità sul Palermo. A tra poco. Eccoci al calcio, il Catania dopo la vittoria in Coppa Italia si rituffa nel campionato dove è impegnato nella lotta per evitare i play-out. Domenica sfida importantissima in casa del Francavilla. Marco Carli. La vittoria in Coppa Italia, che ha portato entusiasmo e convinzione, anche ascoltando le parole dei calciatori a fine gara, va usata per il campionato. Il Catania, che ha conquistato un importante trofeo, il primo della sua storia, è contemporaneamente impegnato nella lotta per evitare i play-out. E domenica alle 18:30 c'è una partita importantissima in casa della Virtus Francavilla, terzultima, che gioca con il 3-5-2 e attende i rossazzurri sul suo campo di dimensioni ridotte. Zeoli verifica le condizioni dei suoi dopo il grande sforzo dei supplementari con il Padova, ma c'è anche la componente psicologica che deriva dall'entusiasmo di ragazzi come Marsura e Costantino, capaci di decidere la finale di Coppa con i loro gol. Sono stato criticato tanto, non ho reso e non sto rendendo in campionato come io mi aspettavo,
però insomma dai, questa gioia penso un po' di meritarmela. Sono contento di essere rimasto e anche dalle scorse partite mi sentivo che era cambiato qualcosa. Ho sempre avuto la fiducia dei miei compagni e del mister. Possibile che venga utilizzata ancora la difesa 3? Furlan e Cicerelli sono squalificati, vanno verificate le condizioni di Cianci, colpito duro da Delicare in occasione dell'espulsione, e di Monaco, che ha chiesto il cambio. Rispetto al Padova rientra Welbeck, mentre sarebbero da escludere i recuperi di Sturaro e Teio. Ballottaggio a destra fra Boea e Rapisarda, con il primo ancora favorito, ma al di là del modulo e degli interpreti resta determinante l'approccio e la serenità nel giocare il pallone. Per questo la vittoria in Coppa può avere un valore doppio nella storia del club e nel rendimento di quest'ultima fase di stagione. Il Palermo si è affidato a Michele Mignani. Esonerato Corini, il neo allenatore rosanero ha diretto già il primo allenamento. Sabato l'esordio al Barbera contro la Sampdoria. Marco Gullà. 51 anni, una promozione dalla C alla B e un'altra sfiorata sempre con il Bari dalla B alla A, sfumata all'ultimo secondo nella finale playoff contro il Cagliari. Michele Mignani, nuovo allenatore del Palermo, ha firmato un contratto fino al termine della stagione con opzione per il prossimo anno, ma tutto dipende dai risultati che otterrà in queste restanti giornate di campionato e ovviamente dai playoff. Il tecnico dovrà prima trovare la quadra dal punto di vista tattico. Il sistema di gioco prediletto è il 4-3-1-2, ma in diverse partite ha schierato il 4-3-3, soprattutto all'inizio dell'ultima stagione col Bari. L'organico dei rosanero, costruito proprio per il 4-3-3, è ricco di esterni offensivi, ma il trequartista per il gioco di Mignani è imprescindibile. Col 4-3-1-2 potrebbero esaltarsi giocatori come Ranocchia, Henderson o Vasic. L'esordio sabato al Barbera contro la Sampdoria alle 16:15. Il Siracusa Calcio festeggia 100 anni dalla fondazione. Qualche decennio fa la partecipazione alle Serie B, poi alla C tra fallimenti e rinascite. Adesso i Leoni giocano in D, ma l'obiettivo è tornare tra i professionisti. Ai nostri microfoni parla il presidente Ricci, Francesco Aloi. Un colore, una passione che va avanti da 100 anni. Il 1° aprile 1924 nasceva il Siracusa Calcio. Questo per gli azzurri è un anno di grande festa, è il centenario. È un impegno incredibile, ma soprattutto un'emozione, più che un onere, questo è un onore. Dal De Simone sono passati centinaia di giocatori. Qui i tifosi hanno vissuto gioie e dolori. 7 anni di Serie B, tanta C e categorie inferiori. Ma l'amore per i Leoni non è mai cambiato. Adesso si spera nel ritorno tra i professionisti. Il punto di arrivo del nostro progetto, che è partito l'anno scorso, il nostro progetto è un progetto triennale, quest'anno ci siamo andati molto vicini a un passo da essere promossi direttamente in Lega Pro. Abbiamo trovato il Trapani a cui facciamo complimenti perché ha fatto un percorso netto. Il presidente ha grandi ambizioni. Arrivato in città 2 anni fa, si sente già siracusano. In estate sarà inaugurato un museo sulla storia del Siracusa e si parla anche di nuovo stadio. È un impegno che siamo presi con la città, probabilmente è anche un requisito per poter giocare poi nei campi, cioè in Lega Pro ed eventualmente poi in serie superiore negli anni a venire. Io credo che nei prossimi 3-5 anni ci sia lo stadio nuovo realizzato a Siracusa. Intanto domenica ci sarà Trapani-Siracusa, prima contro seconda. Gli azzurri, primi nella graduatoria nazionale dei ripescaggi, sperano nella promozione. Prima però bisogna vincere i play-off. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona serata.